Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Una candela accesa da 50 anni. È la candela di Amnesty International, che dal 28 maggio 1961 lotta per la difesa dei diritti umani. In tutto il mondo si sta celebrando questa importante ricorrenza e anche a Monselice una candela accesa apre i concerti degli artisti intervenuti per lo Human Rights Tour 50°, grazie all'impegno e alla disponibilità del Fight Club. Molti gli artisti intervenuti, e fra questi anche Eugenio Finardi ed Enrico Ruggeri, che nel centro sportivo adiacente al locale hanno tenuto 2 emozionanti concerti. Io mi sento onorata di averli avuti qua, mi sento onorata di aver partecipato per Finardi, per Ruggeri ai loro concerti. Credo sia anche un piacere per chi abita a Monselice trovarsi ad ospitare queste persone. Spero che questa cosa venga accolta e apprezzata. In questa occasione abbiamo potuto incontrare Liliana Cereda, responsabile della circoscrizione Veneto-Trentino-Alto Adige di Amnesty Italia, che ci ha illustrato con passione gli scopi e le battaglie di Amnesty. Amnesty è nata solo per la liberazione dei prigionieri di coscienza, cioè delle persone imprigionate per le loro idee, per la loro religione. Oggi il mondo è cambiato e quindi anche Amnesty ha dovuto ampliare la sua visione e quindi l'ha portata a tutte le violazioni di tutti i diritti umani che sono iscritti nella dichiarazione del 48. Se ti dico Troy Davis, cosa ti viene in mente? Troy Davis è un ragazzo che 20 anni fa fu condannato a morte per aver ucciso un poliziotto in Georgia. Noi non sappiamo se sia innocente o se sia colpevole. Quello che è certo è che i 9 testimoni che inizialmente lo accusarono, di questi 9, 7 hanno ritrattato negli anni. Uno era addirittura la persona che era stata accusata prima di lui e l'altro ricorda soltanto il colore della maglietta di questo assassino e niente di più. Nonostante queste prove, diciamo, non molto chiare, la sua esecuzione è stata rimandata 4 volte. Il 19 di settembre si riunirà il comitato per la decisione definitiva. Se sarà negativa, il 21 ci sarà l'esecuzione di Troy Davis. Se qualcuno dei nostri amici volesse collaborare o avere maggiori informazioni su Amnesty International sulla zona della Bassa Padovana? Come circoscrizione noi abbiamo un sito il cui nome è abbastanza lungo, www.amnestyvenetotrentinoaltoadige.it. Questi concerti non sono stati solo un'occasione per ascoltare musica di qualità, ma anche un modo per toccare con mano la sensibilità di artisti che da sempre hanno unito arte, musica ed impegno civile. 50 anni di difesa dei diritti umani, che non sono poi così scontati come possiamo immaginare, anche se a parole tutti li appoggiano, nella realtà, nella nostra stessa società. Abbiamo persone che vivono in maniere che per noi sono assolutamente inimmaginabili, no? Io credo che sia giusto rimettere in circolo la fortuna che noi abbiamo avuto nella vita. È normale che qualcuno senta il dovere morale di fare qualcosa per i più deboli e in genere, insomma, quelli che fanno musica sono tra i più sensibili. Le celebrazioni mondiali per i 50 anni di Amnesty termineranno il 28 maggio 2012, ma l'opera delle migliaia di volontari che lo compongono continuerà più forte che mai in ogni angolo del mondo, perché la battaglia per la diffusione dei diritti umani è ancora lunga e piena di ostacoli.